Ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Oggi torniamo sempre a parlare di emuntori e, come vi abbiamo promesso nella puntata precedente, andiamo avanti a parlare dell'emuntorio renale, quindi parliamo di reni e proseguiamo il discorso dove ci siamo interrotti, ovvero sulla velocità della circolazione sanguigna. Ascoltatemi bene. La velocità della circolazione del sangue viene aumentata naturalmente quando abbiamo ad esempio uno sforzo fisico importante. Pensate, in questo caso la pressione sanguigna si accresce e va a facilitare la depurazione. Di conseguenza, la sedentarietà è doppiamente nociva per la filtrazione renale, perché non solo viene rallentata la circolazione sanguigna, ma anche le sostanze di rifiuto risultano male trasformate, con grosse difficoltà per i nostri reni ad essere eliminate. E ora parliamo della temperatura. Come abbiamo parlato anche del fegato nella puntata precedente, anche i reni richiedono una temperatura e siamo attorno ai 40 gradi. E questa temperatura è ideale per poter lavorare perfettamente e svolgere tutte le loro funzioni. Questo ci spiega perché quando ci si immerge all'interno di un bagno caldo si sente lo stimolo di urinare. Infatti i reni esposti a temperatura più bassa lavorano meno bene. Ora vi illustro alcuni segni di funzionamento renale corretto o alterato. Oltre alle analisi delle urine, fatte naturalmente in laboratorio, ci sono alcuni sistemi semplici che permettono di rendersi conto dello stato del funzionamento renale. Il colore. Il colore normalmente dell'urina è giallo limone. Quando essa è incolore oppure scarsamente colorata, significa che i reni non eliminano i rifiuti a sufficienza. Questo fenomeno però è normale nelle persone che nel corso della loro giornata bevono molto, perché bevendo molto la grande quantità di liquido ingerito va a diluire quello che è il discorso della concentrazione dell'urina. L'urina ha anche un odore caratteristico che in caso di pigrizia renale può mancare. I reni possono anche, per reazione naturalmente vitale della loro difesa, eliminare più delle urine normali. In questo caso sono copiose, limacciose, molto scure e hanno un odore forte. Le minzioni possono essere accompagnate da bruciori oppure dolori. Queste eliminazioni anomale non sono poi un fatto negativo in sé e anche per sé, perché la causa ovviamente debba essere individuata ed eliminata prima che il filtro renale sia stato danneggiato. Quindi quando noi abbiamo un sintomo di quelli che vi abbiamo elencati, se noi interveniamo subito non è un male, è un bene, perché i nostri reni ci stanno dicendo che c'era un qualcosa che non va. Mentre invece l'esame col blu di metilene permette di rendersi conto della regolazione del funzionamento renale, ma questo non guardatelo, perché sostanzialmente è un test che consiste nel prendere una pastiglia, una quantità minima di polvere di blu metilene, e questa sostanza, seppur inoffensiva, ha la proprietà di colorare in blu le urine. Ecco, tutto lì. Quindi quando i reni funzionano bene e regolarmente anche le urine, inizialmente saranno di colore blu scuro, poi si schiariscono col susseguirsi delle minzioni. Se invece il funzionamento non è regolare, il colore non sarà eliminato in maniera consecutiva, quindi si vedranno così urine blu scuro
che poi andranno anche a cambiare anche con un blu pallido, mentre invece se il funzionamento è molto irregolare, le urine si tingeranno di blu in maniera assai scarsa. Adesso parliamo delle sostanze depurative renali. Tutte le sostanze che stimolano il lavoro di filtrazione ed eliminazione dei reni sono quindi classificati sotto il nome di diuretici. Molte piante medicinali hanno un effetto diuretico. La scelta è tanto ampia da permettere a chi se ne serve di scegliere la pianta che più gli conviene. L'efficacia di un diuretico si evidenzia attraverso questi segni. Prima di tutto la quantità di urina è nettamente superiore alla quantità di liquido ingerita e alla quantità di urina abitualmente eliminata. La frequenza delle emensioni aumenta, le urine sono più colorate e più scure perché più cariche di scorie, e poi c'è anche l'odore dell'urina più accentuata che vedrete vi risulta. Poi ci sono due tipi di diuretici. Abbiamo i diuretici chimici, che sono derivati mercuriali, eccetera, che devono essere evitati perché rovinano i reni ed esercitano un'azione antifisiologica e al limite della tossicità. Certo, danno luogo a forti eliminazioni d'acqua, ma anche all'eliminazione dei minerali che si trovano nei liquidi organici. Producono quindi uno squilibrio minerale degli umori e la loro azione è violenta ma poco durevole ed è spesso seguita poi da una reidratazione brutale dei tessuti. Poi invece abbiamo i diuretici vegetali, che questi all'opposto invece esercitano un'azione profonda e durevole e tutelano l'equilibrio minerale dei tessuti. Sono in genere ben tollerati, possono essere presi senza inconvenienti per lunghe cure di drenaggio. Adesso vediamo anche i frutti e le verdure. Quasi tutti i frutti e le verdure hanno un'azione diuretica, ma in particolare abbiamo le ciliegie, il melone, il pompelmo, la pesca, la mela, le prugne, anche la pera, ma è un frutto che raffredda i reni e paralizza la loro attività, quindi non è che dobbiamo usarne per tanto. Per questo motivo, appunto, la pera è controindicata a tutti quelli che hanno i reni delicati o soffrono di malattie renali. Abbiamo anche il carciofo, gli asparagi, la melanzana, la zucca, il crescione, i fagioli, la cicoria selvatica, il sedano. Quindi troviamo anche il cavolo, che è consumato in ragione addirittura di 400 grammi al giorno. Il cavolo mette in azione dopo alcuni giorni un abbondante diuretico. Il cavolo ha molte altre proprietà curative, si consuma soprattutto crudo o in succo perché sopporta male la cottura. Poi abbiamo anche il finocchio, che anche lui è un diuretico. Poi abbiamo il mais, che sono gli stigmi o i capelli o barba del mais che sono diuretici e favoriscono anche l'attività del fegato. Troviamo il porro, che è un ottimo diuretico anche lui, la cipolla, che è un diuretico potente, capace di addirittura sciogliere i cristalli e spesso appunto consigliata anche in caso di reumatismi e malattie infettive. La cura di cipolla è molto consigliata e conosciuta, è veramente efficace, dato che la cipolla agisce su diverse funzioni organiche che si può usare in diversi modi, sia in infuso. Allora dovreste tritare 2 cipolle e lasciarle macerare per qualche ora o per tutta la notte in una scodella d'acqua, filtrare e poi il giorno dopo bere. Poi abbiamo dei decotti, cioè 3 cipolle tagliate ma non mondate in 1 litro d'acqua, bollite per 15 minuti, filtrate e poi le sorseggiate. Poi abbiamo anche le piante medicinali, quindi abbiamo l'albumo di tiglio, l'erica, la betulla e infine anche la gramigna, che è eccellente mezzo per la pulizia interna, dato il suo sapore poco gradevole. È meglio consumarla però in compresse. Per oggi è tutto. L'appuntamento è la settimana prossima, dove proseguiremo con i nostri emuntori. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima puntata. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici mail
gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar, drop it. Bentrovati, oggi andremo a fare una serie di riflessioni su tutte le truffe che abbiamo visto. Queste truffe naturalmente sono truffe online, sono truffe che è per i meno esperti difficile non cascarci, però se prestate attenzione e analizzate bene è molto facile avere una consapevolezza per evitarle. Quindi in tutti questi mesi, che naturalmente le nostre puntate le potete andare a trovare anche quelle vecchie sul podcast di Radio Libertà, comunque ve li elenco. Dunque, abbiamo visto i falsi profili online. I truffatori creano profili attraenti sui social media o magari applicazioni anche di incontri, fingendosi persone interessanti e affidabili, e dopo aver instaurato una relazione emotiva con la vittima, spesso per mesi iniziano a chiedere denaro o presunte emergenze, e possono organizzare anche dei viaggi per incontrarsi che naturalmente non vi arriveranno mai, o anche degli investimenti, come è successo purtroppo a Valeria Marini, che non vedrete mai nulla. Quindi attenzione ai falsi profili online, attenzione alle truffe romantiche. Troviamo poi anche delle truffe finanziarie di investimento sofisticate, come lo schema Ponzi e piramidali che abbiamo visto qualche settimana fa. Anche se sono classici, però questi schemi continuano a fare vittime con promesse di guadagni elevatissimi e insostenibili, pagando i vecchi investitori con i soldi dei nuovi, quindi è un circolo vizioso che non finisce più. Ci sono anche le truffe legate alle criptovalute. Sottovalutando la popolarità delle criptovalute, i truffatori promuovono falsi investimenti, magari con anche degli exchange inesistenti o magari altri schemi per gonfiare artificialmente il valore di una criptovaluta per poi rivenderla a prezzi alti e far crollare il mercato, lasciando altri investitori in perdita. Quindi attenzione anche qui. Falsi siti di trading online, quindi piattaforme che sembrano legittime per investire in azioni che in realtà invece non sono reali e vi portano via tutti i soldi. Poi troviamo anche delle truffe tecnologiche avanzate, deep fake nelle videochiamate, ovvero utilizzano un'intelligenza artificiale per creare video realistici di persone che magari anche conoscenti della vittima, che chiedono denaro o informazioni sensibili durante una videochiamata. E anche in questo caso, come vi dicevo, cercate sempre con i vostri familiari e amici, se qualcosa non vi è chiaro, di utilizzare una parola segreta, una password, per fare in modo che, chiedete di qualcosa, ripeto, di personale o che conoscete solo voi, per far sì che l'intelligenza artificiale non ci arrivi. Troviamo anche vendita di prodotti inesistenti creati dall'intelligenza artificiale. Poi troviamo anche delle truffe legate a finte donazioni o crowdfunding, quindi raccolte fondi per cause inesistenti e per persone che non hanno bisogno di aiuto, perché vi portano via tutti i soldi. E infine troviamo i falsi influencer, che promuovono regali inesistenti e si chiedono dati personali o piccoli pagamenti per la spedizione di premi fasulli. Quindi la chiave per difendersi da queste truffe è rimanere sempre informati, sviluppare un sano scetticismo online e non avere paura di chiedere consiglio o di verificare l'attendibilità delle richieste sospette. Come sempre, grazie per essere rimasti in mia compagnia. Mi raccomando, prestate sempre attenzione prima di cliccare su qualsiasi cosa. Grazie e alla prossima. Omar, drop it.